cena di San Giuseppe vengono esaltati i valori fondamentali su cui è basata la vita della nostra gente, il lavoro e la famiglia, con la sublimazione del pane, quale compenso finale di un lungo anno di dure fatiche, e la celebrazione di San Giuseppe come simbolo del lavoro umile e silenzioso, affrontato con serena costanza per amore della famiglia. Nata come ex voto in ringraziamento o a propiziazione di una grazia, la cena di San Giuseppe fu inizialmente l'atto d'amore di un singolo o di una sola famiglia nei confronti di Gesù Bambino, della Madonna e di San Giuseppe, impersonati da 3 bambini poveri, ai quali, almeno in quella circostanza, veniva offerta la possibilità di mangiare a sazietà. Per comprendere a fondo quell'atto d'amore basta pensare alle condizioni di indigenza pressoché generalizzata in cui versava la gente del popolo e al sacrificio che doveva costare al devoto offrire a quei 3 bambini, che tutto sommato non erano né figli né consanguinei, una quantità di vivande sufficiente a sfamare l'intera famiglia per più settimane. Ma Gesù aveva detto: date ai poveri perché sarete ricompensati anche su questa terra. Pertanto, sfamare 3 bambini poveri lasciava ragionevolmente sperare in un ritorno di quel dono sia in termini di grazia divina, sia in termini di abbondanza, per un raccolto che ancora era nel ventre della terra, ma che di lì a poco, con l'esplosione dell'imminente primavera, sarebbe cresciuto sicuramente florido e rigoglioso. Anzi, affinché la sperata ricompensa fosse maggiore, bisognava offrire il maggior numero possibile di pietanze. Col passare del tempo, questa usanza è andata radicandosi e diffondendosi fino a diventare soprattutto, nell'ambito del ceto agricolo e artigiano, una vera e propria tradizione. Il voto di Inchire Panzudda ai Virgineddi esce dal privato per coinvolgere in forma attiva o passiva tutto il vicinato, quasi che la promessa fatta da un singolo o da una sola famiglia vada a poco trasformandosi nel voto di un intero quartiere. Ed ecco che parenti e amici, desiderosi di condividere la grazia divina di cui sicuramente sarà gratificato l'anfitrione, offrono varie forme di collaborazione. Le donne in genere dando fondo a tutta la loro perizia nell'arte culinaria, mentre gli uomini, più a loro agio nei lavori di maggiore fatica fisica, prodigandosi per migliorare l'ambiente in cui i 3 santi dovranno sedere a tavola. Ed ecco che da un tocco in forma di impasto di farina le mani sapienti delle nostre donne traggono un angelo orante, un'aquila in volo librato, una rosellina dai petali quasi trasparenti, un grappolo d'uva, un baccello turgido di fave o di piselli, un delizioso cestino di frutta, fantasiosi elementi decorativi, invenzioni formali, serti di fiori. Lavorare il pane e creare queste bellissime forme è davvero un'arte, e lo si fa in maniera molto semplice, con pochi attrezzi, con attrezzi semplici, come il coltello, il pettine, le forbici, il mucacio, una sorta di pinzetta dentellata. Ed è un'arte ancora patrimonio delle persone anziane, che piano piano stanno cercando di insegnarlo, di tramandarlo ai giovani, sempre più interessati alla tradizione legata alle cene di San Giuseppe. Intanto gli uomini lavorano per trasformare quella stanza in un posto santo, per creare l'altare, per creare la struttura della cena stessa, fatta di legno, di ferro, ricoperta poi, in maniera molto sapiente, dall'oro e bosso, la cosiddetta murtidda.
Una delle fasi sicuramente più difficili e di maggiore rilievo artistico è la creazione dei 3 pani destinati ai santi. Sono 3 pani di circa 3 kg ciascuno, ognuno a rappresentare il proprio santo. Il cucidato a forma di stella per Gesù bambino, la palma per la Madonna e il bastone per San Giuseppe. È un lavoro molto lungo, richiede ore e ore di pazienza. Su questi pani vengono messi tanti piccoli capolavori. Sul bastone vengono posti gigli, fiore preferito da Giuseppe, gli attrezzi di lavoro del falegname. Sulla palma vengono posti i datteri, le rose, un fiocco simbolo di verginità. Gli attrezzi da lavoro della Madonna e una grossa M a rappresentare il nome Maria. Sul cucidato vengono posti i gelsomini, fiore preferito da Gesù, la camicina, le fasce a ricordare la nascita di Gesù, la croce, i chiodi, il martello, le scale e tutti quei simboli che ci ricordano la passione di Cristo. E tutti quanti, uomini e donne, iniziano a montare la cena.
La cena è stata montata. Nella cena di San Giuseppe, ad ogni diversa forma di pane viene assegnato un significato. Cominciando dal fregio frontale della cappella troviamo una grande M, detta nome di Maria, che infatti rappresenta. Poi troviamo la croce, che rappresenta la passione di Cristo, a cui lati vengono posti tutti i simboli della sua crocifissione: martello, chiodi, scale, la corona di spine, la lancia e la spugna. Sugli assi portanti della cappella, sul lato della Madonna, esso cambia in base al lato in cui viene raffigurata la Madonna nel quadro posto al centro, si appendono piccoli pani dalla forma più svariate, dedicate alla Madre di Gesù: le forbici, l'ago, il fuso, che sono simboli della sua laboriosità, le rose, che sono il suo fiore preferito, i datteri, che sono il suo cibo preferito e dei quali si cibò durante la fuga in Egitto. Sul lato di San Giuseppe sono appesi i pani che ricordano il suo mestiere di falegname: martello, la sega, le tenaglie, la corda, i chiodi, la coffa e altre come le fave che simboleggiano la generosità. Nel pavimento della cena viene posto un agnello, a simboleggiare il sacrificio di Cristo, il pesce, a simboleggiare la purezza, le scarpe dei tre santi, a simboleggiare la loro povertà, e una tovaglia a forma di M, a ricordare la Madonna. La cena è adornata anche da pani a forma di animali, che simboleggiano ognuno una dote. Il cane rappresenta la fedeltà, il pavone la bellezza del creato, l'aquila la forza, il gallo il tradimento di Pietro, la colomba la pace, l'uccello rapino la furbizia, le farfalle la bellezza. In alto sono posti il sole a rappresentare Dio, la luna a rappresentare la Madonna, la stella cometa a rappresentare la nascita di Gesù. Troviamo poi l'orologio, che indica l'ora in cui mangiano i santi. Sull'altare di 5 scalini, che viene allestito dentro la cappella, vengono posti per primi i cosiddetti pani dei santi, che rappresentano la Sacra Famiglia. Sul primo scalino viene posto il pane del popolo, simile al primo ma più ridotto nelle dimensioni. Esso rappresenta il popolo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, ad esso sottomesso. Nello scalino successivo viene posta la sfera, l'ostensorio, decorata con uva e spighe a ricordare la parola del Vangelo. Nello scalino successivo viene posto il calice. Durante la cena vengono servite varie pietanze, ma la principale resta la pasta di San Giuseppe. È una ricetta molto semplice: mollica di pane fresco, olio, zucchero e un po' di prezzemolo. Ne viene cotta una grande quantità, che viene servita a chi viene a visitare la cena, ma anche a chi ha aiutato nella realizzazione della cena. Pertanto il padrone di casa porta la pasta a tutto il vicinato, a tutta la gente che l'ha aiutato a realizzare la cena. La tradizione vuole che questa pasta di San Giuseppe venga mangiata con le mani e si gusta molto bene anche fredda. Il pranzo vero e proprio ha inizio a mezzogiorno in punto del 19 marzo, o di una festività il più possibile prossima alla data in cui la Chiesa celebra il mite patriarca. Ci sono 3 bambini che rappresentano la Sacra Famiglia e per prima cosa il devoto lava le mani ai santi.
poi dà al bambino che rappresenta Gesù un pane da tagliare. La tradizione dice che più grande è il pezzo che il bambino taglia, più prospero sarà il raccolto di quest'anno. Il pranzo inizia con un'arancia che il bambino Gesù divide con la Madonna e San Giuseppe e procede con le varie portate, in molti casi anche più di 100, e tutte diverse tra loro, che l'anfitrione, molto devotamente, serve a tavola di persona. Ogni portata viene preannunciata dal rullo di un tamburo, dallo sparo di un morteretto o, se la cerimonia si svolge all'aria aperta, da un colpo di fucile a salve. La portata, inoltre, viene preannunciata dal grido Viva Gesù, Maria e Giuseppe, viva! I bambini, non riuscendo ovviamente a mangiare quello spropositato numero di pietanze e limitandosi spesso solo ad assaggiarla appena, ne offrono consistenti quantità agli astanti, i quali non possono che accettare di buon grado, visto che un eventuale diniego equivarrebbe a un rifiuto della grazia divina. In chiusura il padrone di casa porta in tavola un grosso pane, stavolta di lavorazioni più semplici, che i 3 fanciulli divideranno in tanti pezzetti da distribuire tra i presenti. Secondo la tradizione, quanto più grosso sarà stato il pezzetto di pane, tanto più prospero sarà il raccolto quell'anno per la persona che lo ha ricevuto. Piatto finale, caratterizzante di tutta la cena, è la pasta con la mollica. Durante la cerimonia e per tutto il pomeriggio, poeti estemporanei ormai sempre più rari e ricercati recitano lunghi componimenti poetici, a soggetto sacro in rima baciata o alternata. Queste strofe, in dialetto siciliano, secondo alcuni studiosi assimilabili, per certi versi alla lauda medievale, sono tramandate oralmente da padre in figlio e vengono comunemente chiamate parti di San Giuseppe. San Giuseppe certo che mi vede, l'altro spero mi può cancellare. Ce ne sono tante che sto dando un crede, e intanto grandi miracoli che Dio sape fare. Lo miracolo che feci ora vi conto, a poco con tanto sentimento. Senza sbagliare Sidro ce la spunta. Bene che sono scarso di talento, ma di queste parole mie, tenete conto. Se va arrivato questo brutto punto, non avevi più confusione. Dite che grandi la pianti su dire, ogni anno c'era una festa di importanza. Io questo giorno non potevo sapere e stavo giorno per giorno in aspettanza. Ora lo saccio e non mi corre dire, ognuno ci fa festa di importanza. Nulla ci pensa più alle 1000 lire, si spende senza che nulla più ci pensa. Pensiamo all'alma nostra che è confusa, per quanto all'inferno non ci esse. Di fronte a Dio non si cerca scusa e cui le buone preghiere ne compatisce. Santa e arrancosa, ogni persona si trova perdiste. Di queste persone ci ne siamo assai, che a San Giuseppe non crediamo più. Segnale che grazie non hanno fatto mai, segnale che peccati ne hanno assai e le sue preghiere non passano più. Ma così scordate Dio quando le fai, Gesù bambino non aiuta più. Un Dio aiuta più in questa terra, che l'arma l'hanno china di rimarra. Nelle sue case c'è sempre una guerra. Ed ogni cosa c'è sempre una sciarpa. Non essere noi a così trattate, che non volevamo essere proibite. Intanto di Dio veniamo castigati. Di prova ogni momento le vedete. Sentite sempre nelle strade, bestemmiare gente sempre ardite. Voi a mente sereno confroscate, sempre bestemmiare le sentite. Manco se fosse grande c'è sedate. Eppure un merito a nudo per le quete. Un picca e cuccio sai un peccato.
ma un giorno sponderanno sti grannote e essendo tutto a tavolo sommato. Tanno non si promette più devote, a uno veniamo chiamati, sentire e ne fanno l'altre cose. Tanno le buone care non malate, sentendo quanto su le nostre errore. Tanno volevamo essere aggraziate, ma non aiuta più nostro Signore. E dall'inverno veniamo castiate, chi ne di lacrime e sudore, come ogni giuste seme abbandonate, chi ne di terribile rancore. Portate, facete le preghiere allo Signore, metteteci ogni anno a sta avvocate, ogni 19 marzo 3 persone. Cu queste cose sarà aiutato di San Giuseppe nostro protettore. E non facciamo come tante trascurate, chi per l'armadillo un gianno amore, sempili sentimenti hanno sversate, e dalla faccia un gianno e cioccolone. E dalla cera parlano malate, un anno più ne gusto né sapore, come un animale sono diventate, come una pianta che non fa cicciore. Non la mannata. Per noi l'alma nostra è come una granciura che sboccia solamente a primavera, ma giurisce a tutti i tempi quando è lui. E ce ne sono che ci fanno cera e fanno una bruttissima figura. La noi cade in misa accanto nera, come se fosse niente addirittura. E l'arma mentre pensa e si dispera, che in tale inverno soffre da sola. Tutti soffriamo quei concreti santi, quindi conviene essere obbedienti. Cangiamoli dei nostri anni avanti, che quelli peccati non da casa nera. Sulle stande ci pensa quando padre le prende. Patemo le tormente e le dolore e non sappiamo dove volessimo arrivare. Sappiamo che c'è l'erba sulla pure, che serve per nutrirci e mangiare. Ogni mattina spunta lo sole, che ne fa luce a noi per travagliare. 6 giorni però fu fatta una settimana e ogni giorno di riposo come è scritto. Sto giorno che domenica si chiama, fu fatto per amare a Gesù Cristo. Ma per noi una settimana è sempre corta. Volessi essere un mese detto detto, e 1000 giorni un anno fosse ora, giustificare tutto lo che è scritto. Giusto l'orologio è fatta la misura, e ora la mia mente è più sincera, visto che avevo il pollo quasi un'ora. Tutta la gente mi guarda non c'era, ma non ce ne curano sudora, sulla mia che dico sta preghiera. Spuntare volessi vedere la padrona, poi li bottiglie in mano alle bicchiere. Si dica e cudureddi che sono in sta cena come stirte. Quando ci sono mezzo che sono verde, quando tornate da tavola è mortito. Ci sono pumapire e tanta certe, con tutti che si mangiano traette. Nelle bicchiere ci sono le piscetelle che feriano dall'acqua pura. Io giova, sinagli e martelli, con tornate di tante rosette. Ci sono fazzolette e tovagliette, panuzze in forma di calcucciolette. Ora la parte comincia a finire e le sudura cominciano a rinforzare. Secondo me non hai più che dire, e di l'errore ma vita a perdonare. Se c'è qualcuno che parte a dire, secondo me non ci può cominciare. A me mi pare tardi a me a dire, che poi si fa notte e non si può più camminare. E vi amo tutti, un po' di allegria!